I primi 250 milioni di euro saranno disponibili immediatamente per le regioni italiane colpite dall'ondata di maltempo, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ma il Presidente della Regione Nello Musumeci ha sottolineato come le somme destinate siano insufficienti per affrontare gli enormi problemi causati dal maltempo. Quindi noi avremo bisogno in questo momento almeno di 400 milioni di euro. Si tratta di un primo stanziamento, quindi è difficile poter esprimere delle valutazioni. Aspettiamo che si completi, ma i 200 e rotti milioni non basteranno per 2 o 3 regioni, io credo, almeno partendo dalla valutazione che faccio sul mio territorio, dove i danni riguardano le infrastrutture pubbliche, ma riguardano anche migliaia di aziende private. Sono migliaia di ettari di terreno ormai inutilizzabili per diversi anni, il frutto pendente è andato distrutto, le aziende sono in ginocchio, gli imprenditori piangono lacrime di sangue. Vede, se questo avviene in una regione che ha un alto prodotto interno lordo, un alto reddito pro capite, può anche significare un graffio. Da noi diventa una pietra tombale, la Sicilia è la regione col più alto tasso di povertà in Italia, quindi questo colpo assestato soprattutto alle piccole e alle medie imprese peserà e peserà a lungo, per cui io faccio appello al governo centrale perché possa tenere conto della diversità delle singole regioni. Gli effetti dei danni non sono omogenei in tutti i territori del Paese. Al di là di questo poi c'è da pensare alla necessità di intervenire subito. Io sono stato, come lei ricordava, nell'Agrigentino, a Sciacca ho visto cose inimmaginabili, palazzi con 6 o 8 alloggi realizzati a 1,5 metri dal greto del fiume, oppure una strada costruita con dei piloni su quello che una volta era un torrente, sempre a Sciacca. Ho convocato un vertice mercoledì mattina con gli amministratori di Sciacca e con tutti i miei collaboratori tecnici per capire come demolire e rimuovere questo cemento. Insomma, la Sicilia è stata devastata negli ultimi 70 anni, questa terra invece di essere accarezzata, invece di essere curata, è stata aggredita e oggi contiamo i danni e contiamo anche i morti. Ma il maltempo non dà tregua alla Sicilia. Ieri è stato diramato altro avviso dal Dipartimento della Protezione Civile classificato arancione per la provincia di Agrigento e Trapani, cioè di preallarme, giallo in tutto il resto dell'isola, valido dalla mezzanotte di ieri alle 24 di questa sera. Ed il sindaco Firetto ha firmato l'ordinanza che prevede l'interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio, soprattutto gli spazi all'aperto e sottopassi e soprattutto la zona colpita dalla recente esondazione del fiume Acragas.